Io vengo da un mondo che è completamente diverso del patinaggio, vengo dal mondo del calcio, sono responsabile regionale e provinciale del calcio a 11, ma oggi qui in questo palazzetto è stato veramente uno spettacolo, ragazzi meravigliosi, i doverosi complimenti agli organizzatori perché è stato veramente una cosa spettacolare. Come amministrazione siamo molto onorati di avere queste manifestazioni perché è un grande evento per noi, per un paese come il nostro, che portano parecchie persone e è bello vedere questi giovani così animati e che portano avanti tutte queste attività. È stata sicuramente una bella prova per tutti. Questo campionato è un campionato che viene svolto 2 settimane prima dei campionati effettivi federali e quindi noi come ECS, pur essendo un ente di promozione ma avendo tantissime società che fanno oltre alla promozione anche le attività federali, essendo iscritte ECS gli diamo l'opportunità di partecipare a questa gara che è una pre-gara per il loro campionato regionale. I numeri sono stati più che soddisfacenti, è stato un ottimo banco di prova perché quest'anno è stato cambiato il regolamento e quindi ognuno ha provato i propri dischi per vedere se sono idonei alle competizioni che faranno in federazione. Soddisfatti di più perché comunque a prescindere dall'adrenalina della gara, dell'ansia e della paura del risultato, diciamo che sia negli spalti che negli spogliatoi che in pista c'è sempre un ottimo comportamento, un ottimo spirito che permette ad ECS di fare sempre più attività a favore delle associazioni. È stato 2 giorni di bellissima manifestazione di gruppi spettacolo, con 53 gruppi di spettacolo e 460 circa atleti. Devo ringraziare la Francesca Iaria per tutto quello che mette in campo per il patinaggio, tutto quello che sta facendo in 2 anni a questa parte, dove ha ricostruito tutto quanto il campionato regionale AICS e dove le società rispondono in maniera molto egregia con numeri molto importanti e tutte le settimane da qua in avanti abbiamo delle gare al fine settimana. Abbiamo fatto un fine settimana scorso a Silea con 430 ragazzi sul singolo e siamo molto soddisfatti per tutto quello che è l'andamento nostro, perché noi seguiamo soprattutto lo sport di base, perché per noi è questo importante, dare possibilità ai ragazzi di fare sport e fare sport nella tranquillità e nella serenità di partecipare alle nostre manifestazioni curate benissimo da tutto lo staff della ICS Veneto.